Il pranzo di Natale al ristorante resta una tradizione per molti veneti, una tradizione che si rinnova in considerazione delle recenti normative sulla ristorazione, ma anche per accontentare i palati più esigenti. Vediamo. Con la famiglia, ma non per forza in famiglia. Natale al ristorante si conferma un grande classico e almeno per un giorno la gente sembra volersi lasciare alle spalle i problemi, tra cui anche la crisi. Natale sembra che sia un momento che non esista la crisi. Noi abbiamo da 15 giorni già tutto prenotato e tutti telefonano continuamente, però non c'è posto. Le tavole vogliono tavole molto grandi. Quelle che precedono il Natale sono giornate frenetiche per i grandi ristoratori veneti. Qui si lavora da 15 giorni perché tutto sia perfetto, con un occhio alle nuove esigenze del cliente e uno alle nuove normative in fatto di ristorazione. Quest'anno proponiamo sostenibilità e rispetto per queste scelte alimentari attraverso un menù di 3 percorsi, blu, verde e rosso, quindi un blu un percorso di mare, uno rosso con le carni sostenibili e verde prettamente vegetale. Menù differenziati con percorsi di gusto che esaltano i diversi sapori. Attenzioni speciali a celiaci e vegani perché la nuova frontiera dello chef è quella di riuscire ad accontentare proprio tutti. Tartar di salmone alle clementine, vellutata di pannocchia, patate e timo, radicchio alla melagrana. Queste sono solo alcune idee prima di arrivare al gran finale. Per quel che riguarda il dessert, serviremo un dessert che il cliente non lo sa ma è totalmente vegetale, faremo una sorpresa e lo stupiremo facendo capire che anche senza l'utilizzo di uova o di latte è possibile provare il piacere dolce al palato.